percorsi di pet therapy sono iniziati in realtà con una piccola esperienza all'interno del centro infanzia, insieme anche agli anziani della residenza Santa Chiara. È stato un progetto un po' pilota che ho pensato io insieme all'associazione Dog for Life, proprio per pensare sulla scia dei progetti intergenerazionali che facciamo da anni tra il centro infanzia e le residenze dell'OIC. Abbiamo pensato di unire anche il fattore cane, perché potesse essere lo strumento che dava agli anziani la possibilità di trasmettere competenze ai bambini. Quindi questo è il progetto che da un paio d'anni abbiamo portato all'interno delle residenze e poi al centro infanzia. Vedendo girare cani, bambini e quindi parlare di questo progetto, il dottor Dalmutto, il direttore della residenza Pio XII, ha pensato di chiedermi se si potesse fare qualcosa anche per il nucleo protetto dell'Alzheimer, e quindi con l'associazione Dog for Life abbiamo pensato appunto di promuovere una decina di incontri con 2 cani, quindi per aumentare anche il numero di persone che potessero partecipare a questo progetto, e sviluppare in 10 incontri delle attività che potessero piano piano aiutare gli anziani con demenza, quindi con decadimento cognitivo, a recuperare appunto qualche cosa tramite sempre il cane, e quindi l'aspetto relazionale. Con l'aspetto relazionale si piano piano fanno delle piccole attività che riportano le persone a ricordarsi quali sono i colori della ciotola del cane, del gioco preferito, oltre che al fatto anche motorio, perché comunque agli ospiti viene chiesto di lanciare la pallina, giocare con il cane, spazzolare il cane, quindi sono tutte attività che coinvolgono l'intera persona, passando appunto attraverso la relazione con il cane. Siamo adesso a metà percorso e sta andando molto bene. È chiaro che ci sono stati magari degli ospiti che non hanno portato avanti il percorso per un motivo o per un altro. Chiaramente stiamo lavorando con persone fragili e quindi bisogna tenerne conto, però l'aspetto interessante è comunque che con l'aiuto degli psicologi che seguono questo nucleo protetto si è molto attenti anche alle richieste dell'ospite, alle aspettative, e quindi si può lavorare bene perché siamo appunto in piccoli gruppi seguiti, le attività stanno andando bene, abbiamo riscontro positivo sia dagli psicologi che dai parenti degli ospiti, che spesso insomma si fermano anche a dare un occhio all'attività, perché comunque portare 2 cani anche di grandi dimensioni all'interno della residenza è sempre un'occasione insomma per guardare e curiosare. Stiamo pensando appunto di fare anche un evento finale, un piccolo ritrovo proprio per dare riscontro di ciò che è stato fatto agli ospiti, ai parenti, ma anche a tutta l'OIC, in modo che si possa anche prevedere, chissà, dei percorsi anche nelle altre residenze. Insomma, noi ci crediamo perché il cane, l'aiuto del cane, insomma, è un veicolo stupendo che aiuta tantissimo bambini, anziani e noi per primi, insomma, che abbiamo animali a casa.